Oggi prepareremo i biscotti morbidi di San Martino ripieni di crema alla ricotta. I biscotti morbidi di San Martino sono un'istituzione siciliana per l'11 novembre. Questi soffici panetti all'anice accolgono una generosa farcitura di crema di ricotta di pecora, un must irrinunciabile che celebra il gusto e la tradizione. Bene, iniziamo con la preparazione dell'impasto, quindi in una planetaria incominciamo a inserire tutti gli ingredienti. Inseriamo 125 g di farina 00 insieme a 125 g di farina Manitoba. Poi inserisco 50 g di zucchero, insieme a un pizzico di chiodi di garofano. Successivamente in 110 g di acqua a temperatura ambiente sciogliamo 12 g di lievito di birra fresco. Avviamo ora la planetaria ed inseriamo a filo l'acqua con il lievito. Quando l'impasto si sarà compattato lasciando le pareti della planetaria pulite, possiamo aggiungere gli altri ingredienti. Inseriamo 2 g di sale, 3 g di semi di anice e per finire 35 g di strutto che andremo ad inserire poco per volta. Quando l'impasto si sarà nuovamente ricompattato, lo trasferiamo all'interno di una ciotola e lo lasciamo lievitare. E nel frattempo che noi aspettiamo che il nostro impasto lieviti, noi prepariamo la farcitura. Ci occorrerà 300 g di ricotta di pecora e 120 g di zucchero. E diamo una mescolata fino a quando lo zucchero non si sarà completamente sciolto. E adesso, per rendere la crema di ricotta ancora più vellutata, la setacciamo. Per ultimo inseriamo 30 g di gocce di cioccolato fondente e mescoliamo. Dopodiché riponiamo in frigo fino al momento dell'utilizzo. Quando il nostro impasto sarà lievitato, formiamo dei panetti di 50 g. Pigliamo l'impasto, dopodiché le sfere di pasta le trasferiamo in teglia. Devono ancora lievitare per circa un'ora. Trascorsa un'ora avranno lievitato nuovamente e adesso siamo pronti per infornare con forno statico 180 gradi per circa 15 minuti. Dopodiché abbasseremo la temperatura a 150 gradi per altri 15 minuti. Una volta sfornati li lasciamo intiepidire un po', dopodiché li apriamo, facciamo entrare il coltello così in modo obliquo, dopodiché giriamo intorno. In questo modo non solo avremo il coperchio, ma avremo svuotato anche buona parte del biscotto che potrà accogliere più farcia. E ora dobbiamo bagnare i nostri biscotti di San Martino e li bagneremo con una bagna fatta a rum, quindi ci sarà una piccola percentuale di rum, acqua e un poco di zucchero. E dopo aver messo la nostra crema di ricotta dentro una sacca a poche siamo pronti per farcire. Una volta farcite rimettiamo le cupolette e diamo una bella spolverata di zucchero a velo e formiamo la classica striscia con la cannella. Pronto? È servito!